prova adesso per creare un festival di Anime del Bosco, si chiama, quindi rappresentare tutte quelle che sono le creature, soprattutto per tirar fuori anche dai bambini questa magia, e anche gli adulti naturalmente sono coinvolti da questo. Quindi mi piaceva il discorso di portare una forma di arte più montanara, più rustica a Nebbiu, nel paesino, visto che ho l'osteria al Folletto, e quindi creare questa manifestazione legata a questo concetto, e con l'obiettivo poi di mettere queste statue in giro per il paese, quindi creare un percorso nel paese per poter anche creare qualcosa di turisticamente appetibile, per promuovere passeggiate tra i paesi. Poi naturalmente vorrei che le altre edizioni si allargassero ai sentieri che collegano ai paesi, quindi l'obiettivo è quello. La comunità sta rispondendo benissimo, perché è stato molto bello vedere come la comunità si è attivata per aiutare che l'evento potesse prendere piede intanto. Poi è un esperimento, vediamo dove andrà, non lo so, ma la cosa bella è proprio provare e vedere un po' la partecipazione della gente, un po' di musica, un po' di castagne, sapori veri, genuini, il brulè, il rumore delle motoseghe, sono le cose che a me piacciono, quindi vedo se anche agli altri riesco a comunicarle. Sembra di sì, insomma, che le cose vadano molto bene. L'osteria è stata appena aperta e questo è già un fulcro del paese per promuovere moltissime attività. Questa qua che vedete è una festa di paese dove degli scultori sono venuti a fare dei folletti che dopo rimarranno tra le case di Nebbiu, ed è questa l'importanza secondo me della comunità, dove le persone valgono ancora le une per le altre, no? Che è un po' il contrario di quello che succede in città. A volte vado in città e vedo questi milioni di persone tutte insieme, però non si guardano in faccia, non si salutano, no? Eppure vivono insieme come, non lo so, come se la somma di molte solitudini potesse fare compagnia. E invece no, e invece il rock è qui dove ci sono poche persone ma buone. Sono 10 artisti, di cui 3 donne e 7 uomini, e diciamo che loro sono stati liberi di interpretare le creature del bosco come volevano. L'unico paletto è stato dire cerchiamo di non fare cose, cioè di fare cose più buone, con espressioni buone, diciamo, no? Loro hanno questa libertà di fare con tutto il tempo che vogliono, non c'è un tempo massimo. Vorrei che fosse una coccola anche per gli scultori di poter esprimersi qui e di vivere una giornata, 2 giornate all'insegna del divertimento, della compagnia e questo. Quindi vediamo dove andremo, lo capiremo anche in corso d'opera, nel senso non possiamo sapere tutto quello che succederà, ma loro sono affiatati, alcuni si sono conosciuti qui, altri hanno già lavorato insieme, e quindi vediamo se creiamo una piccola famiglia di artisti, una piccola base a Nebbiu di questi artisti che possono venire a esprimersi.